Per i tradizionali auguri di Natale del sindaco al personale è stata accolta l'occasione per festeggiare la signora Nadia Cadamuro, che dal 1 gennaio andrà in pensione. A festeggiare la signora oltre 150 persone, tra personale del comune, assessori e consiglieri di maggioranza e di opposizione, per lo scambio di auguri natalizi. Nella stessa giornata, il sindaco di Sandona di Piave, Andrea Cereser, con tutta la giunta comunale e nell'imminenza delle prossime festività, ha rivolto a tutti i cittadini gli auguri più sinceri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo, con un pensiero particolare rivolto alle famiglie colpite dalla grave crisi economica, inviando un messaggio di speranza a tutta la cittadinanza con l'auspicio di un 2014 capace di produrre tanti momenti di serenità. È stato un anno che è cominciato con la fatica di chi stava vivendo una campagna elettorale, di chi poi ha anche assaporato chiaramente la vittoria per una competizione che è stata dura e ha impegnato molti di noi, che ha coinvolto molti cittadini in una corsa direi anche entusiasmante e che poi ha conosciuto la fatica dell'amministrare. Paradossalmente ci siamo accorti che è più difficile amministrare che non vincere le amministrative, però direi che tutta la giunta si è impegnata in questo senso e il Consiglio Comunale ha dato un supporto importante, fatto di contributi, fatto di relazioni con altri soggetti che sono i privati, che sono le associazioni di categoria, che sono le imprese, per cercare di individuare insieme una strada che possa portare allo sviluppo della città pur in un contesto non facile. E un augurio per il 2014, cosa vuole dire ai nostri telespettatori? L'augurio può essere quello che in parte è anche l'impegno che si è presa la Giunta in questo momento e un po' tutta la politica amministrativa di puntare sulle relazioni con le persone, e questo è anche l'augurio per ciascuno dei sandonatesi di riscoprire l'importanza dei legami che sono con la propria famiglia, con i propri amici e anche con i mondi in cui uno si trova a vivere, dal lavoro allo sport, alle altre occasioni culturali che ci sono. Io credo che se dobbiamo investire in una vera risorsa, questi siano proprio i contatti e le relazioni con le persone. E quindi come lo vedrà il 2014? Chi si propone come sindaco e anche come amministrazione non può che essere ottimista, altrimenti non saremmo qui. E quindi io spero che anche il credo che noi abbiamo nella capacità delle persone possa contagiare tutti, anche chi in questo momento è in forte difficoltà. Il sindaco ha menzionato i risultati raggiunti in questo primo periodo alla guida della città, sottolineando poi nel suo discorso la speranza di un nuovo anno basato sull'armonia e la pace.